saluto tutti. Io qui vorrei precisare che oggi mi sento soprattutto impegnato come cittadino e dopo mi sia occupato di queste cose da lungo tempo è un altro discorso, e quindi saluto i concittadini che sabato mattina invece di fare altro vengono qui, che forse è la materializzazione proprio di quello che è spesso soltanto declamato il principio democratico. Si inizia a partecipare e occuparsi delle cose proprie. E visto che qualcuno ha ricordato poco fa che, giustamente, se vogliamo, è da decenni che si parla di autonomia e invece di andare avanti si va indietro, io vi rispondo così. In un territorio dove abbiamo prodotto il MOSE, banche fallite, Marghena non disinquinata, Abano che rielegge un sindaco, eccetera, eccetera. Scusate un secondo, ma è il luogo della capacità di indignarsi, è il luogo delle pecore. E quindi le pecore, secondo voi, hanno realizzato un risultato in termini di autonomia, o è vero che le pecore sono grandiose in sé per sé, ripuliscono, fanno, ma nel linguaggio generale, nel modo di intendere comune, pecora vuol dire pecora, non è olione. Quindi qui criniere di lione zero. Io parlo chiaro perché è da ormai sono stufo, cioè dico quello che penso, l'ho sempre fatto, ma è meglio che ci facciamo la radiografia, ci guardiamo in faccia e noi abbiamo sempre pensato, o meglio, studiando e riflettendo su decenni di vita istituzionale, oggi dico questo. Si vede che qualcuno pensa che l'autonomia gli venga recapitata a casa come parco d'uno. È evidente che non ci sono risultati. Perché? Perché in realtà tutto quello che si cerca di ottenere è un atto di concessione. E anche se ti danno qualche cosa, quello che tu vuoi, addirittura di più, ricordatevi bene che è un atto di concessione, non un atto di libertà. Ti hanno messo a disposizione delle cose che possono essere tolte in qualunque momento. È lo stesso rapporto che un po' si genera all'interno di una famiglia tra il genitore e il bambino che è piccolo. Io posso anche casarmi in tasche di soldi, però il giorno dopo viene cosa loro. Questo è il dato. E non andiamo a dare la colpa ad altri. E perché dico questo? Perché cercherò di spiegare come la Corte Costituzionale, illuminata da Dio, dai santi, forse Gesù, che ne so, la Madonna di Montebello, ecco, oppure San Gregorio, Sant'Antonio, ha fatto sì che quel giorno forse non se ne sono neanche accorti, sono stati generosissimi, perché in Ucraina perdiamo praticamente tutto, è vero, ecco, non passa niente davanti alla Corte oggi, ci ha dato questo credito, ci ha messo a disposizione una chance. Ora, questa chance si può anche banalizzarla e infatti dire, scusate, andare a rispondere alla domanda, voi tu forme condizioni particolari di autonomia, eccetera, uno dice è generico, dopo vi spiego che non è generico, è quello che è, perché se uno facesse la lista della spesa lunga da qua a là, uno legge la prima riga e dice sono stufo, che cosa volete che sia, ditemi che senso ha sta richiesta, giusto? Per entrata o uscita dall'Unione Europea, non è che gli hanno spiegato cosa c'era prima, cosa c'è adesso, cosa ci sarà dopo, ho detto dove cavolo vuoi andare, punto, dentro o fuori, fine della trasmissione, il referendum questo, dopodiché uno si deve orientare, eccetera. Adesso io ho il problema di non farla lunga, ma cercare di spiegare come la vedo, ecco, come l'ho vista. Intanto qui sono messe nel titoletto che mi è stato affibbiato, ci sono 3 parole chiave. Non mi soffermo, cittadini, referendum, autonomia. Sono parole importanti, basta andare sul vocabolario. Allora andate a casa, andate a vedere cosa vuol dire sul vocabolario. Va bene? Come si affrontano questi problemi? Qui non è questione di fare i sapientoni, è questione che o uno si attrezza culturalmente, e culturalmente non vuol dire librescamente, perché uno può aver letto 150 libri e non aver capito niente. Culturalmente vuol dire riflettere, andare in profondità alla luce dell'esperienza, per cui potete trovare quello che ha fatto la quinta elementare che ha capito tutto, il professore universitario che non ha capito niente. Va bene? Così abbiamo sistemato le cose. Per inquadrare questo tipo di questioni, perché dopo gli aspetti tecnici vengono anche fuori, e io cerco di metterli di fronte a una scelta di base. E qui dipende ad esempio da come intendiamo la Costituzione. Adesso qui si potrebbe parlare mesi, no, ma io vi pongo il problema in termini molto semplici. La Costituzione
Costituzione è un pezzo di carta, una declaratoria di cose, la si legge come un atto che è stato sì approvato da un'assemblea costituente, ma dopo che contiene, diciamo, come potrei dire, un rapporto, definisce il rapporto tra chi esercita il potere e quelli che sono destinatari del potere, in nome di una teoria dello Stato, che di solito sottintende che cosa? Quello che conta è il potere. Oppure invece è un patto reciprocamente obbligante. Perché se è un patto reciprocamente obbligante, evidentemente cambia tutto. Perché facciamo parte di una comunità, siamo soggetti attivi, soggetti passivi, vuol dire che abbiamo cose da dare, cose da ricevere. Attenzione, cose da dare, cose da ricevere, dove il dare viene prima del ricevere, prima do e dopo ricevo, non prima il caso, dopo vedremo se mi resta un po' di tempo, se mi resta qualche cosa, che è la filosofia normale, condivisa, no? Per cui dopo si può definire lo Stato come quell'ente che consente a tutti di vivere alle spalle degli altri, però non siamo andati lontano, comunque adesso non abbiamo più il carburante, ecco, a disposizione per poter continuare queste operazioni. E allora è necessario che cosa? Rendersi conto che invece di continuare a ripetere è utile o non è, o è inutile, io non lo so, si vede ex post se è utile o se è inutile a casa mia, non prima, perché con la storia che prima bisogna stabilire se una cosa è perfetta oppure no, e solo se siamo convinti che perfetta si fa. Inanelliamo tutte le fesserie che continuiamo ormai da decenni a fare, perché scattiamo o approviamo a priori, salvo appunto non trarre mai una lezione dell'esperienza. Allora, io credo che voi abbiate, o comunque abbiate letto, qualcuno l'aveva letto, L'Isola del Tesoro, Dirk Stevenson. Guardate che questo libro lo conoscevano molto bene, non solo perché era in lingua inglese, ma i costituenti, ad esempio, di Filadelfia. Perché? Perché qui ci sono, tra il lusso e il blusso, le basi del costituzionalismo non giacobino. E se qualcuno si ricorda la vicenda, ecco, del giovane, della partenza con la nave, di su di giù, la caccia del tesoro, e dopo c'è la fase dell'ammutinamento. E gli ammutinati cosiddetti, che saremmo noi che contestiamo, ad esempio, che veniamo e che se per caso diciamo qualcosa, facciamo una critica, no, avete presente di solito, dice tra l'altro il rappresentante del popolo, tu per criticarmi devi farti eleggere. Come devo farmi eleggere? Ma sei diventato nato, allora divento come te, rappresentante del popolo, e cosa faccio? Mi autocritico, non critico. Avete mai sentito spesso, no? È la negazione, vuol dire che quello lì non è entrato nello schema della democrazia nel modo più assoluto, è il pirla di autoreferenziale. Dice qui, domando scusa, dice la ciurma, che saremmo noi altri. Io almeno mi sento ciurma oggi. Domando scusa, capitano, ma voi prendete troppo alla leggera certe nostre regole, quelle della Costituzione e delle leggi. Fareste bene a badare al resto. L'equipaggio, che siamo sempre, dico così per capirci, è scontento. Questo non vuole essere intimorito con le minacce. Questo equipaggio ha gli stessi diritti degli altri e mi prendo la libertà di dirlo, inoltre secondo le vostre stesse regole, le regole che ci siamo dati. Noi abbiamo il diritto di chiacchierare fra noi. Avete capito? Vi chiedo scusa, capitano, e vi riconosco come il nostro attuale comandante, ma reclamo i miei diritti e vado fuori a tenere consiglio. E dopo voto, fatevelo che lo revoca. Avete capito? Sta nell'Isola del Tesoro, sta qua. Datelo in regalo a qualcuno che forse non si fa fatica a leggerlo, che si acculturano un po' prima di sparare boiate dalla mattina alla sera. La mattina parlo come cittadino, che ha studiato un po', ma voglio essere. Quindi non parla filosofia, Qualcuno dice la presa lunga, sì. Qualcuno di voi ha mai letto la rivoluzione liberale di Piero Governi? Provate a leggere un programma che era per l'Italia, scritto da un giovane di 23 anni. Leggete cosa scrive di Gramsci, ad esempio. C'è nella sua sincerità aperta il peso di un corruccio inaccessibile.
Dalla condanna della sua solitudine sdegnosa di confidenze sorge l'accettazione dolorosa di una responsabilità anche di questo passo. Basta solo entrare in questa cosa per capire che siamo in un altro mondo, che c'è la consapevolezza dei problemi e la disponibilità a mettere in gioco se stessi per la libertà. Sì, aspetta, quando arriva il Papa Domo a casa, tu capisci che non arriverà mai. Quindi, quando uno constata che invece di essere andati avanti siamo andati indietro, è ovvio che siamo andati indietro, perché nessuno ha ritenuto di misurarsi e di metterci qualche cosa, che non fosse in realtà la ricerca di un accomodamento, di un accordo, di qualche cosa, perché se mi dà quella piccola cosa, dopo io porto a casa, da schiavo sicuramente, totale, porto a casa con niente che mi ha dato un pugno di mosche. Bisognerebbe leggersi anche, scusate se faccio così, un libro che è piuttosto grosso, ma sempre caso mi capita qualcuno. Leggete La democrazia in America di Alessio Tocqueville e provate a vedere che cosa è l'autogoverno e come lui osservava l'innervarsi della democrazia. Guardate che se mi dite che oggi la globalizzazione non ha travolto nulla di questo, perché la globalizzazione che cos'è che non ha travolto? Il dovere di pagare il tributo. E chi deve pagare il tributo non gliene frega assolutamente nulla che lo debba pagare al comune, alla provincia, alla regione, allo Stato, all'Unione Europea, all'autorità planetaria. Deve sempre tirare fuori un euro e darlo a chi non importa nulla. Quindi, risultato finale, il problema rimane sempre lo stesso. Progrediscono. E adesso arrivo il referendum. Per dopo dire del no, se ha un senso o non ha un senso. Dunque, voi sapete che negli Stati Uniti, ad esempio, quando fanno le elezioni presidenziali, di solito, va bene, ci sono anche un 100-150 referendum che fanno, che si occupano a livello di stati, di contesti, delle micro cose, di cose anche più importanti. Cioè, votano magari per revocare il governatore, votano anche sul tipo di piantagione e del bene pubblico piuttosto che privato, il sistema dei trasporti, come finanziare una nuova opera e via di questo passo. Avete visto come esperienza, questo la dice lunga, circa la distanza che corre tra il mondo anglosassone, che non mitizzo nel modo più assoluto, ma sotto questo profilo non ci sono santi, la democrazia è nata lì senza imposizioni autoritarie. Avete visto il lavoro che hanno fatto in Scozia poco tempo fa e il differente atteggiamento del Parlamento di Westminster e delle corti spagnole. Il Parlamento di Westminster ha fatto la legge per rendere possibile la consultazione referendaria in Scozia. Roma non l'avrebbe mai fatto, come non l'ha fatto Madrid. Apparteniamo ai medesimi bacini differenti, culturali, religiosi e di questo passo. Avete visto adesso il referendum che è stato fatto in occasione del Brexit e che ciascuno di voi lo commenta come vuole, ma è fuori discussione comunque che lì è stato fatto. Noi sappiamo che molte voci in Italia si sono alzate per dire, a cominciare da Mario Monti, che fortunatamente il nostro Costituente ha escluso queste possibilità. Io la penso in termini esattamente contrari, perché quando uno vi dice che i sapienti, perché è impensabile che Monti non sia un sapiente, evidentemente, poi magari ne sbaglia, ma comunque rimane sempre sapiente. Mi pare difficile sostenere la tesi che i luoghi della sapienza hanno deciso in modo sapiente, perché se cominciamo a fare soltanto l'elenco dei bombardamenti fatti negli ultimi 20 anni, giusto? E delle destabilizzazioni che sono state realizzate, per non dire dei problemi della finanziarizzazione dell'economia con annessi e connessi, non si può dire che sia dipeso da scelte fatte in via referendaria, giusto? Con richieste al popolo di che cosa pensa. Quindi io ho scritto un articoletto che non so mai se sarà pubblicato, mi sono permesso di parlare della sindrome del Mona. Ecco, deve costruire qualcosa, ma ve lo dico così, qualcosa di degno. Nell'uomo servono ideali, azioni, risorse, norme. Per distruggere è sufficiente un attimo. Bastano una disattenzione, una valutazione superficiale, una previsione mancata. Il popolo, quello del referendum, da ridurre al silenzio, direbbe un colpo di Mona.
è il dato di riferimento. Allora, mentre in certi sistemi che non utilizziamo, che la consultazione referendaria, diciamo, la democrazia rappresentativa non è il tutto, assumono come attività correttiva e integrativa l'esercizio della democrazia diretta. Non sarà un caso, ecco, che in quei sistemi non ci sono mai state involuzioni autoritarie. Pensiamo al secolo scorso e le dittature si sono affermate altrove, non certo nel mondo anglosassone, da questo punto di vista. Vero? Ecco. In ogni caso, da noi dovrei passare la parola a Luca, il quale credo che direbbe pure lui, il referendum è un istituto di carattere eccezionale, si combina con il principio di sovranità, la sovranità appartiene al popolo, fermi tutti, perché la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè tu sei sovrano però dopo spetta a me fare tutto, che pensi di? Va bene? Questo è lo schema costituzionale. Ora, fino a quando va e funziona? Se il collaudo dell'esperienza ti dice che a un certo punto uno prende una strada e uno andava dall'altra, evidentemente entrano in tensione le istituzioni e significa che continuiamo oppure cominciamo a non capirci più. L'istituto referendario, comunque gli istituti di partecipazione popolare, sono dei correttivi, dove questi correttivi vengono attivati con una certa frequenza. Certo, direi con una regolarità istituzionale che è quella che consente al rappresentante di capire la società di che cosa ha bisogno. Ecco, che indicazioni in generale dà all'indirizzo politico della maggioranza parlamentare o del Parlamento, si affianca all'indirizzo politico popolare, che non è espressione di demagogia, ma invece è un atto di consapevolezza di quella circostanza che ho detto prima, che intende la Costituzione come patto reciprocamente utilizzante. Allora evidentemente possiamo avere dei risultati positivi. E adesso vengo, dopo aver dato queste indicazioni generali che contestualizzano l'argomento, per cui lo sappiamo già come votano. Va bene, diceva chi ha presentato i risultati, e chi l'ha detto, ci potrebbe essere una sorpresa. Chi avrebbe detto che Grillo, se va al ballottaggio, vince e conquista il paese? Io me lo ricordo quando ho fatto la nota Pina ed è andato a liberare la Sicilia. Chi l'avrebbe detto? Dove sono andati quelli che hanno le tradizioni del partito di Don Sturzo, tanto per semplificare, oppure quelli che vengono dal secolo prima, dal quarto Stato, va bene, con famoso, avete presente il famoso quadro, va bene, che riprende, dove è finito il proletariato, dove sono finiti queste grandi libertà? Mettiamoci chiaro e non pigliamoci per il cesto, perché quando uno mi avevano insegnato, hai perso, e mi davano 4 stelle sulla testa anche quando ero bambino, così impari la prossima volta. Non è che se perdo è colpa dell'altro che ha vinto, se perdo è colpa mia che ho perso. Cioè questo non assumersi mai la responsabilità di uno. Ecco perché cosa non fare. Volete essere autonomi, indipendenti, liberi, se non volete mai assumersi nessun rischio, il rischio di nulla, di non dire non si sa mai. Ebbene, è questa premessa necessaria, secondo me, per capire che cosa è accaduto dal 1992 al 2015. E ho avuto la fortuna di trovarmi in mezzo tutte e 3 volte, per cui quello che vi dico corrisponde a una metabolizzazione di vicende che hanno ormai, siamo nel 2016, sono 24 anni. Quando ho discusso l'ultima volta, ho detto, nel 1992 alla Corte sono stato ferito, nel 2000, lieve, diciamo, una cosa giusta. Nel 2000 sono stato ferito gravemente perché la sentenza ha tirato giù una di quelle mazzolate bestiali, va bene. Cioè, nel 2015 dico, spero almeno di tornare a casa i soldi con le mie gambe. Questa era l'immagine. Ed effettivamente, quando io ho letto la sentenza ultima, perché mi domandavo come farà la Corte a rimangiarsi quello che ha detto. Ecco che adesso mi avvio anche alla conclusione, perché vi basta aver ridato, spero, di dire. Guardate, nel 1992 è stato un discorso soprattutto che la Corte ha fatto in termini procedurali e quindi mi interessa fino ad un certo punto. È stata una sentenza argomentata, estesa, scritta da Enzo Cheli,
che tecnicamente assume come base una certa idea di funzione di indirizzo politico, per cui dice l'indirizzo politico spetta solo al Parlamento, tutto a capo, però trasferiva questa questione sul piano delle procedure, perché diceva se noi facciamo un referendum consultivo anche a livello regionale, tutto sommato finiamo per modificare il procedimento di revisione costituzionale, perché la richiesta era a forme e condizioni di particolare di autonomia e ci voleva, in base al 116 di allora, una legge costituzionale. Ma è stata la sentenza invece successiva, quella redatta da Carlo Mezzanotte, che è stata, direi, tremenda. Perché? Perché certo, la premessa era gradevole, se vogliamo, la partecipazione delle popolazioni locali a fondamentali decisioni che le riguardano costituisce un principio di portata generale, che è connaturale alla forma di democrazia pluralista accolta nella Costituzione repubblicana e alla posizione di autonomia riconosciuta agli enti territoriali nel titolo V. Ma poi cambia tutto. Cambia nel senso che addirittura la Corte dice se si fa questo referendum consultivo, adesso vi dico dopo la conclusione, eccetera, riprendo questo consultivo, in realtà dice finiamo per accettare questa prospettiva che un corpo referendario limitato come quello di una regione si metta contro il corpo referendario del sistema paese, quindi l'ha identificata questa operazione come un atto di destabilizzazione della Costituzione, contrario all'ordinamento costituzionale, cioè una presa di posizione che era ancorata, calibrata tutto sul che cosa? La considerazione della forza politica della pronuncia. Perché quando tu dici, ma guarda che ti chiedi solo un parere, dal punto di vista giuridico non vale niente. Apro parentesi, quindi anche il referendum che è stato fatto adesso in Gran Bretagna è di carattere positivo. Ma voi avete, e tra l'altro passato con una maggioranza risicata. Ma quando qualcuno ha detto non lo facciamo, il Westminster potrebbe anche disattenderlo, oppure rifacciamolo, avete visto che la conclusione è stata questa? No. Quella è la pronuncia, così si fa, e quel Parlamento dove è sicura una larghissima maggioranza contraria all'uscita prenderà anche invece di quello che è stato detto a livello consultivo. Allora voi dite, aveva ragione la Corte che nelle precedenti due sentenze ha detto non si fa niente. No, perché dobbiamo seguire proprio, dico dal mio punto di vista, credo che siano esemplari gli ordinamenti dove invece non si ha paura di confrontarsi, di accettare un responso e poi semmai diventa un insegnamento, un precedente importante, ma non per fare a meno di sentire, per sentire più spesso, magari per non affrontare o comunque indire un referendum senza informare e via di questo passo, per non giocarsi carriere politiche come può aver fatto Cameron piuttosto che il suo avversario, perché dopo vengono fuori questi limiti. Allora è chiaro che una consultazione è una consultazione che è sviata geneticamente e quindi può esporre anche a quel colpo che c'è stato di fulmine per cui tutti tanti avevano ragione o torto previsto un certo risultato e poi sono rimasti sorpresi dall'esito. Il che significa che l'elite delle classi dirigenti che cosa hanno fatto? Hanno perso il contatto con la realtà. Punto a capo. Punto a capo vuol dire che tu non hai capito che cosa voleva il questa sentenza, la seconda, è stata criticata, direi, dalla quasi totalità dei colleghi. Ci sono stati dei commenti veramente durissimi che sono stati formulati in proposito. E si è detto così, dice, la sentenza non può accettarsi per ragioni più fondamentali. Essa è il prodotto in superficie di blocchi di concezioni politico-giuridiche e di tendenze valutative che si intravedono alla base delle scelte giurisprudenziali e dice qui un illustre studioso che esprimono una complessiva infelice arretratezza. Io pensavo, quando così sono trovato in mezzo l'ultima volta, qui da dire la conclusione,
perché spero di avervi dato l'idea di che cosa ci sta sotto, di dove siamo partiti, una chiusura totale. Mi sono fatto la domanda: come fa la Corte a darci, in qualche modo, sapevo che avevano sono dipendenti, non potevano essere a venirci incontro. Pensavo che fosse una questione diversa, anzi, temevo che se ne uscisse con una sentenza durissima che rincarasse la dose di quella del 2000 e ci dasse a casa. E come farà? Dicevo, a rimangiarsi. La Corte nella sentenza dell'anno scorso ignora totalmente le due precedenti pronunce, come se non ci fossero state. E con un ragionamento a filo, si potrebbe dire, no? Oltre che a filo di logica, diciamo sul filo del discrimine tra sì e no, elimina quello che riguardava l'indipendenza e le richieste che erano state esplicitate in una serie di domande che riguardano anche la fiscalità, il trattenimento sul territorio nazionale di una percentuale di tributi, e dice soltanto questo: no, oggi la procedura per ottenere come condizioni particolari di autonomia prevista dall'articolo 116, cioè il terzo comma della Costituzione, guardo, il fatto che possa chiedere un referendum consultivo non incide come sul principio costituzionale. Io tra l'altro avevo cercato di portare questa questione sul versante della libertà di manifestazione del pensiero e sono convinto che questo sia il punto di riferimento, però la Corte ha messo in disparte e ha detto di no, anche perché mi rendo conto che avrebbe aperto una breccia dopo, magari se vogliono difficilmente controllare. Ma che cos'è che ci ha detto con queste due battute, il cui significato tu lo puoi comprendere se c'è tutto questo vissuto, se hai redatto gli atti, se c'è stata questa dialettica, se conosci insomma le carte in profondità. Tu ti accorgi che questa è stata un'apertura di credito straordinaria, perché la Corte ha detto non è vero niente, che se i veneti possono dire che cosa pensano in ordine a questa questione, finiamo per mettere i veneti contro tutte le altre regioni italiane. La formula che è venuta fuori, forme e condizioni particolari, come vi ho detto, è una formula sintetica, non le definisco generiche, perché se anche voi fate l'elenco, e comunque questo non era possibile, alla fine il cittadino capisce come prima, perché se fate l'elenco delle materie, sì, ecco, io credo che sia il principio che conta. Naturalmente adesso il problema che si apre è quello di come si gestisce questa fase, ed è un problema naturalmente che riguarda le istituzioni. Io guardate, concludo così: mi dispiace che non ci siano qui, perché non ci sono, perché avevano già una certa età allora e perché erano dei grandi personaggi, molti dei quali erano proprio espressi qui dal Veneto ed erano e sono stati dei giuristi. E faccio riferimento a questo, a parte il mio maestro Livio Palladino, ma ricordo qualcuno: Umberto Potoschi, Feliciano Benvenuti, Giorgio Berti, sono tra i maestri più importanti del diritto pubblico, orientato verso una visione pluralista, dove il principio di autonomia e di responsabilità diventano il tessuto connettivo di un'organizzazione sociale. Bisognerebbe andare a rivedere pagine straordinarie che hanno scritto, e io dolorosamente constato che come se non le avessero scritte, un patrimonio enorme di cultura, di studi, che è dissipato perché non è presente nel dibattito, non si può fare niente, perché uno o va o studia o altrimenti cosa gli vuoi fare? Quindi tramuscolo. Si fa una pera e quando ha finito legge il giornale, si finisce lì la boccetta ed è a posto culturale. Mi dispiace, bisogna abituarsi a tornare a studiare, a tavolino con serietà e riflettere, per non avere la penna più veloce del pensiero o la parola più veloce del pensiero. E concludo comunque con quello che scriveva Luigi Einaudi in Via il Prefetto. Scriveva così: la classe politica non si forma tuttavia se l'eletto ad amministrare le cose municipali o provinciali o regionali non è pienamente responsabile per l'opera propria. Le funzioni e soprattutto il tributo glielo devi dare per questa ragione, va bene, perché devi amministrare, eccetera, eccetera, e se non è pienamente responsabile la classe politica non si forma.
Se qualcuno ha il potere di dare a lui ordini o di annullare il suo operato, l'eletto non è responsabile e non impara ad amministrare. Quando uno va col cappello in mano impara ad ubbidire, ad intrigare, a raccomandare, a cercare appoggi. Mi serve un appoggio da Roma. C'è scritto qua, dove non esiste il governo di se stessi e delle cose proprie. In che consiste la democrazia? Punto di domanda. E adesso provate a rispondere al quesito di fondo. Ha senso? È un'opportunità o non è un'opportunità? Ma è un'opportunità che non ha colore politico. Se ha colore politico diventa un'opportunità sbiadita. E con questo finito.